Aldeno TNT Montepeller, vittoria di misura ma fondamentale per gli ospiti. I giallorossi vengono raggiunti in classifica proprio dalla TNT. La partita non è delle migliori ma l'Aldeno appare poco in palla. Le squadre creano poco ma gli ospiti sono cinici. Al 25esimo Tusiano serve Bernard che la stoppa in area. Si gira e infila il pallone tra le gambe di Piazzola. Nella ripresa la partita continua sulla stessa falsariga, con la TNT che si chiude bene e l'Aldeno che ci prova ma è troppo impreciso nella ricerca dell'ultimo passaggio. Situazione ancora apertissima nella parte bassa della classifica. Oggi termina 0-1. Azzurra Leno. Vittoria pesante per la Leno che accorcia il gruppo di testa. Gli azzurri partono molto bene e creano un paio di occasioni pericolose, poi gli ospiti si svegliano e attaccano. Alla mezz'ora Michele Pezzato viene steso in area ma viene ammonito per simulazione. Poi si rifà segnando la rete del vantaggio al 38esimo ben servito da Manfredi. Nel secondo tempo le due squadre si danno battaglia e creano diversi pericoli, tra cui una clamorosa per Pezzato che si vede salvare un tiro sulla linea. La Leno contesta un altro rigore, poi si chiude per l'assedio dell'azzurra. I locali sono però imprecisi. Termina 0-1. Cristori e Marco. Vittoria netta per la seconda in classifica. Gli ospiti approcciano bene la partita e al 10° Pascotto colpisce il palo. Alla mezz'ora Uca invece a impegnare i Candioli. Allo scadere Zanini davanti al portiere sblocca le marcature per gli ospiti. Si riparte subito il Marco raddoppia con Stefano Bernardi dopo una chiusura imperfetta di De Carli. Passa poco tempo che prima Pascotto lascia il Marco in 10, poi anche Trombetta finisce sotto la doccia. Nel finale il Marco gestisce, all'89esimo la chiude con Federico Bernardi da corner. Nel finale Uca viene espulso per una brutta reazione, finisce 0-3. Dolasiana Volano. Non basta tanta grinta a pareggiare la sfortuna per la Dolasiana. La partita parte subito male con il portiere infortunato al 7° sostituito da un attaccante, Vitti. Al 23esimo però Silvestro riesce a portare avanti i suoi con una magistrale punizione dai 30 metri. Passano 2 minuti ma Fai pareggia con un preciso diagonale al volo. Al 41esimo Merci riporta avanti i locali di testa, ma 2 minuti dopo Muollo pareggia su rigore che Vitti sfiora appena. Nella ripresa la partita è più equilibrata ma viene risolta da Davide Raffaelli al 70esimo, abile a punire su uscita di Vitti. Finisce così con uno splendido 2-3. Spormaggiore Sacco San Giorgio. Termina in parità una partita molto maschia e combattuta. Pronti via Cristal manca di poco la rete del vantaggio per i giallorossi. Al quarto d'ora Marco Tanel serve Cristal ma il tiro al volo termina di poco fuori. Anche Marco Tanel ci prova ma la difesa salva miracolosamente. Nel secondo tempo Condini prova su punizione ma colpisce la traversa. Ancora Cristal ci prova ma la palla sfiora il palo. Nel finale ci prova anche il Sacco ma Job Straibiza era attentissimo a salvare sua male su una seconda occasione nel finale. Lo Spormaggiore non riesce proprio a sbloccarla, termina 0-0. Tra Mileno e Montebaldo. Vittoria e terzo posto per la Montebaldo. Non è stata una partita entusiasmante. Partono meglio i verdi che provano con Simoncelli e Alvarado. Al 14esimo Simoncelli crossa per Gallo, la difesa immobile e concede il gol. La Montebaldo reagisce e attacca con convinzione. Al 21esimo Villa non trattiene dopo una mischia e Biacelli ne approfitta. La partita rimane equilibrata con qualche bella occasione da ambo le parti. Nella ripresa la Montebaldo riparte con buon piglio, al 52esimo Modena porta avanti i suoi su punizione. Nel finale la Montebaldo non la chiude ma termina comunque 1-2. Valpeio Garibaldina. 3 punti per i giallorossi autori di una buona prova. I locali sono però bravi a imbrigliare gli ospiti e rendere tutto più complicato. Nel primo tempo Fizzi e Moser trovano Carolli bravo a opporsi. Nicola Dalla Valle invece fa ammattire la difesa ospite costretta agli straordinari. Nella ripresa la partita rimane ancora in equilibrio fino al 67esimo, quando Tommaso Moser segna con l'ennesimo pregevole pallonetto per fare Carolli mal piazzato. Nel finale Xeca la chiude dopo aver dribblato tutta la difesa, essere stato steso in aria e spiazzato il portiere. Perde un buon Valpeio, termina 0-2.